Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di Gioventù Politica. Questa sera parleremo di Padova, delle grandi opere urgenti per la difesa idrogeologica di Padova. Parleremo dunque delle alluvioni che hanno interessato il nostro territorio, cercheremo di capire se c'è un'opera veramente determinante per risolvere questa situazione. Tra poco, dopo la sigla, Gioventù Politica. Una buona serata allora a tutti i nostri telespettatori. Questa sera parleremo di difesa idrogeologica del territorio, faremo un po' di storia anche di quelli che sono stati gli avvenimenti purtroppo catastrofici che hanno interessato il nostro Veneto negli anni e cercheremo di capire anche se si è fatto tesoro, comunque se la storia ha insegnato alle nostre amministrazioni come gestire effettivamente il territorio del Padovano e del Veneto più in generale. Poi nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo anche di un'opera, una grande incompiuta che ormai è ferma lì, che aspetta di essere completata. Se ne parla da tanto tempo, però è ancora lì in attesa. Di tutto questo parleremo appunto questa sera con gli ospiti che abbiamo in studio. Ricordo che potete intervenire in diretta, il numero lo vedete in sovraimpressione, 049 807 7753, e potete inviare gli sms, anche insomma avete modo di partecipare come preferite e di dire la vostra. Fateci sentire la vostra voce, fateci sentire soprattutto magari da chi vive nei territori colpiti dall'acqua di questi anni, dalle alluvioni di questi anni, come state vivendo la vostra situazione. Allora, tanti ospiti in studio, come sempre, li presento iniziando dalla nostra prima fila, dal nostro, come uso dire, il nostro valore aggiunto, cioè i giovani che abbiamo ospiti qua questa sera. Abbiamo Andrea Danieletto del Movimento 5 Stelle, grazie di essere qua. Daniele. Giorgio Peretti, Italia dei Valori, grazie anche a te. Poi abbiamo Marco Maccis con la doppia Como, vero? Sì. Comitato Vigonza per l'idrovia, corretto? No, collaboro con l'Associazione Salvaguardia Idraulica di Padova e Brenta Sicuro, aiuto un po' i comitati essendo cittadino. Certo, sì. Benissimo. E poi abbiamo Giuseppe Rossetto dei Popolari per Padova Civica, ciao, a tutti, grazie. Ciao Giuseppe, Alessandro Boschieri della Lega Nord, ciao Alessandro, e poi Donato Ignelzi di Padova Sociale. Buonasera. Di Padova Sociale, grazie anche a te di essere qua. Poi iniziamo invece con la seconda fila, abbiamo Marco Ferrero per Padova con Ivo Rossi, grazie Marco di essere qui nei nostri studi, e poi abbiamo Davide Righetto del Comitato Veggiano, grazie anche a te di essere qua, Marco Schiesaro, Popolari per Padova Civica. Mi sposto alla mia sinistra, troviamo Giuseppina Carpanese, Comitato Alluvionati Casalserugo, è giusto? Comitato Veneto Alluvionati. Ah, ok. Allora, Comitato Veneto Alluvionati 2010. Grazie. Già sindaco di Casalserugo, tra l'altro. Sì. Poi al suo fianco abbiamo Giuseppe Ruvolato dell'Associazione Difesa del Territorio del Padovano e del Veneziano. Salvaguardia Idraulica. Salvaguardia Idraulica. Grazie anche a lei di essere qua. Poi abbiamo Roberto Marcato della Lega Nord. Buonasera a te. E poi abbiamo Marino Zamboni del Comitato Brenta Sicuro, è corretto? E Antonio Dinali che è un geometra, un ex assessore ai lavori pubblici del comune di Selvazzano. È corretto? Urbanistica. Correggo allora, urbanistica. Poi abbiamo anche tra il pubblico anche la signora Susi Bodon dell'associazione Una Mano per Battaglia, eccola qua dietro a Marco Schiesaro. Abbiamo anche Piero Casetta, un giornalista padovano, autore di un volume intitolato La memoria idraulica. Bene, questi sono tutti i nostri ospiti, abbiamo anche come sempre la presenza del professore Manno Casen, il nostro editore. Buonasera editore. Allora, prima di iniziare,
prima ancora di aprire il dibattito, sentiamo una voce che ci racconta un aneddoto particolare di un evento tragico, e cioè l'alluvione del 4 novembre del 1966. Sentiamo, dopo vi dico, vediamo se abbiamo allora questo primo contributo con l'intervista del parroco di Conche di Codevigo. Vediamo, dalla regia mi dicono di attendere un attimo, vediamo se riescono a proporcelo. È un aneddoto veramente, veramente curioso e particolare di quei giorni che hanno interessato, quei giorni che ha messo in ginocchio. Vediamo, no, mi dicono che dobbiamo aspettare un attimo. Allora, parliamo un attimo di quella che è la situazione di oggi. La situazione di oggi del nostro territorio. Il padovano soffre da sempre, in particolare in quest'ultimo periodo, tanto che nel novembre del 2010, c'è stata appunto l'alluvione che ha colpito pesantemente il territorio, non solo quello padovano per carità, ma ovviamente Padova presenta una serie di criticità. Dopo il 2010, quindi abbiamo detto, nel 66, nel 2010, adesso nel febbraio, tra gennaio e febbraio di quest'anno, nuovamente ancora problemi. Cosa possiamo dire? Non abbiamo imparato dal nostro passato? Il territorio nostro è fragilissimo, è a rischio continuo di alluvione e non solo. Io vengo dal comune di Vigo Novo, tra l'altro, giusto per fare un esempio, noi siamo attraversati da 4 fiumi. Pensi lei quindi la delicatezza del territorio in cui viviamo. E devo dire che c'è una trascuratezza incredibile. In questi anni si è fatto poco. Si è fatto niente, diciamo. Le risorse economiche sono quelle che sono, almeno così ce la raccontano. Argini non sono curati abbastanza. Pensi solamente a tutti i canali consortili, ai fossati che sono continuamente trascurati. Basterebbe anche un'azione da parte dei cittadini, un'azione diciamo dal basso. Nelle nostre vicinanze abbiamo un fossato da curare, cerchiamo di non chiuderlo, di non tombinarlo. Vogliamo fare la siepe per delimitare casa nostra, cerchiamo di non esporci e di non andare a coprire territorio che in realtà ha una funzione di salvaguardia idraulica. Questo nel nostro piccolo è quello che possiamo fare. Come rappresentante del Movimento 5 Stelle io posso proporre una soluzione drastica che si sintetizza con 2 parole: cemento zero. Quello che vogliamo noi è esattamente la fine del cemento. Certo, lo sfruttamento del territorio. Basta guardarci attorno per vedere come ci siano decine, se non centinaia, di mobili sfitti, di capannoni abbandonati, che si fa fatica a mantenere. Cerchiamo di investire le nostre risorse per riqualificare questi edifici, per ristrutturarli. Come comuni chiediamo ai nostri sindaci di incentivare con oneri agevolati la ristrutturazione e cercare di bloccare o perlomeno di non edificare ulteriormente, di non permettere nuove lottizzazioni. Questo perché soprattutto il cemento, noi pensiamo a un campo agricolo e pensiamo a un parcheggio, possiamo ben immaginare come l'acqua piovana che cade in un parcheggio non venga assorbita dal terreno, contrariamente invece a un terreno agricolo. Certo. Sentiamo anche Giorgio Peretti, dopo tanto ci ritorniamo ovviamente sulla cosa. Giorgio, allora, il nostro territorio ha vissuto situazioni veramente critiche. Ecco, ad esempio, Andrea Danieleto dice fermiamo l'urbanizzazione. Il cemento ha una grossa responsabilità in tutto questo? Sicuramente sì, il cemento ha una grossa responsabilità perché, come abbiamo visto, Padova nelle fotografie aeree di qualche decennio fa, piuttosto che la regione, piuttosto che in genere il territorio italiano, si è molto costruito. Il governo del territorio naturalmente necessita di una visione ampia e una programmaticità, quindi un programma che porti il fiume a essere mantenuto nel suo alveo con la manutenzione degli argini,
perché poi alla fine ci ritroviamo che quei soldi che noi investiamo poi nella nostra casa della vita vengono buttati via nel rifacimento di quello che è uno spreco. Allora, se noi pensiamo bene alle responsabilità, dobbiamo capire che in 15 anni di governo di un territorio ci sono delle responsabilità e quello degli argini è una responsabilità regionale. So che a livello regionale ci sono stati degli emendamenti al bilancio per lo stanziamento di €1 milione per quanto riguarda il gruppo Italia dei Valori, proprio per questo motivo, per il discorso della viabilità, che ne parleremo magari in un altro punto. Sicuramente c'è una presa di coscienza da parte della politica regionale che questo è un problema importante. Stiamo parlando per esempio della idrovia da utilizzare anche come vaso di espansione e come scolmatore per quello che possono essere alcune problematiche. È vero che nel territorio molti comuni sono intervenuti individualmente per fare delle opere, per evitare che vadano naturalmente a essere allagati alcune zone. Sappiamo però che la manutenzione di quello che sono le fognature, per esempio, è qualcosa che è sempre stato un po' trascurato un po' da tutti perché è poco visibile. È vero anche però che l'alberatura diffusa di alcune specie, sto pensando per esempio ai pini marittimi, sono quelli che poi vanno a intasare queste condutture. È vero che i vari fossi che c'erano e ci sono sempre stati, bisogna tutelarli, perché segnano il territorio in maniera ben determinata. Sappiamo che ci sono degli indici per quello che si chiamano appunto invarianza idraulica, vasi di espansione, cioè ci sono degli elementi che si possono introdurre per quello che è calmierare un po' la gestione superficiale delle acque. La cosa migliore sarebbe che l'acqua scendesse nel terreno e che il terreno naturalmente recepisse quest'acqua andando a rimpinguare la falda. Purtroppo anche quelli che sono magari delle strategie tipo dedicare delle aree come faceva Venezia, no? Quando era la Repubblica che gestiva naturalmente il territorio, sapeva che alcune aree non le urbanizzava perché erano la valvola di sfogo. Oggi questa visione è venuta a mancare e purtroppo costruire in alcune zone, per chi naturalmente vuole speculare, a volte porta a un ritorno. Quello che non si riesce a gestire come uomo, in questo caso la natura ritorna a essere proprietaria di quello che è uno spazio. Quindi l'uomo deve essere attivo nella gestione del territorio affinché non sia preda naturalmente e subisca la natura. Certo. Marco Macis, chi viene ad abitare in un posto che è a rischio? Bravo, proprio questo volevo dire, volevo commentare proprio con questo, chi viene ad investire, chi viene ad abitare in un luogo dove non c'è sicurezza idraulica. Prendendo spunto adesso da chi mi ha preceduto, appunto volevo dire, un contributo agricolo, la quantità d'acqua da allontanare possono essere 6-8 litri per ettaro. In un terreno urbanizzato si arriva a 150-200 litri per ettaro. Tenendo presente questo e che tutto il territorio del Padovano e anche del Vicentino è urbanizzato al massimo, dobbiamo anche capire un'altra cosa, che non è l'acqua che ci viene da sopra il problema, ma è quella che ci arriva da monte e in certe determinate situazioni. Ci troviamo da monte, possono arrivare 1800-1900 dati delle autorità di bacino, questi ce li ha confermati. E i nostri fiumi a valle ne possono contenere 1200-1300, quindi ci troviamo con un disavanzo di piena, cioè che è di 400-500 metri cubi. A livello superficie, quella è tutta l'acqua che esonda al secondo, quindi ecco perché l'incompiuta, bisogna vigilare che il progetto l'incompiuta deve essere fatto con la portata, come da studio di fattibilità che è stato appena finito, di 400-450 metri cubi al secondo. Certo, in questo modo ci potrebbe, diciamo, sì, per quanto riguarda il Padovano, questo insomma, è stato anche inserito nei documenti, agli atti che il prefetto Lepri Gallerano ha mandato a tutti i ministeri competenti, dove questo parametro è scritto in calce. Certo. Allora andiamo da Giuseppe Rossetto, allora, dei Popolari per Padova Civica. Allora, tu sei giovane, chiaramente, possiamo già dire che l'idrovia Padova-Venezia è iniziata sicuramente, hanno iniziato sicuramente prima che tu nascessi. Ti sei fatto un'idea? Mi sono dovuto informare, a dire il vero, perché mio padre, così chiedevo a mio padre, perché giustamente chiedevo. Lui quando era piccolo aveva
circa una decina d'anni forse, suo zio lo portava a vedere questi primi scavi, questi primi lavori e mi diceva che suo zio all'epoca: forse i tuoi figli vedranno questo lavoro finito. Non l'ho visto finito, sinceramente non l'ho ancora visto finito, e ho mio nipote che ha 4 anni, speriamo che riesca a vederlo. Lui. Ecco, premetto una cosa per onestà anche nei confronti dei telespettatori: io non sono la persona più qualificata per parlare di questo argomento. Certo, però immaginiamo che tu non sia un esperto di idraulica. Non sono un esperto di idraulica, però da padovano mi pongo delle domande. Io nel 2010 abitavo a Ponte San Nicolò ed è stata una zona abbastanza colpita, si potrebbe dire molto colpita da questa esondazione, da questa alluvione. Mi ricordo in quel periodo, era appunto nel novembre del 2010, mi ricordo una mia amica che abitava a Casal Serugo e lei adesso parlandone mi viene quasi da sorridere, all'epoca credo che anche lei ci scherzava per evitare di piangere, mi scriveva che ero in ospedale perché stavo poco bene, per scrivere: come stai Beppe? E mi diceva: ma sai che dove sono? Dove sei? Sono in giro per Casal Serugo in barca. Ho detto: in barca? Com'è possibile che sei in barca? Sì, sì, ti invio la foto, ti faccio vedere. Ecco, stiamo vedendo appunto le immagini proprio dell'alluvione del 2010, questo è un filmato che è stato realizzato appunto a Casal Serugo con la rottura degli argini, appunto stiamo vedendo la rottura proprio qua, questo è Roncaiete, vero? Esattamente, la rottura dell'argine a Roncaiete. Infatti a Roncaiete è stata veramente una zona, io sono stato fortunato, abitavo a Rio, un'altra frazione di Ponte San Nicolò, e quella zona non è stata colpita. Ma a Roncaiete è stata colpita molto, le case erano veramente col fango. La cosa forse che ci deve far riflettere è che anche in quel caso purtroppo ci sono state quelle che è stato un rimbalzo di responsabilità, è colpa del comune, è colpa della regione, è colpa della provincia. Magari in queste situazioni, dico io da completo ignorante quali sono, mettiamo da parte questi colori e troviamo una soluzione per il bene comune di tutti quanti. Credo che sia la soluzione migliore per tutti. Certo, sentiamo anche Alessandro Boschieri. Allora, era diciamo una tragedia annunciata, chiamiamola così. Allora, bisogna partire da lontano e bisogna partire dai dati che sono stati così accennati prima, che magari poi potremo più approfondire. Noi ci troviamo su un territorio circondato da fiumi e da canali che di fatto non hanno la capienza per tenere tutta l'acqua che ci arriva, e da qualche parte l'acqua deve uscire. Il bacino idrico non riguarda ovviamente solo la nostra provincia, parte da monte, parte dal Vicentino e sostanzialmente si dirama tutto quello che è compreso tra il Bacchiglione e il Brenta. Dovremmo avere eccola qua, la mappa dei fiumi di Padova, comunque, eccola qua, vediamo un po' quello che è l'organizzazione. Quindi tutto quello che ovviamente ci sta dentro tra i due fiumi è a rischio. Si parla ovviamente dell'idrovia, l'idrovia è ovviamente una valvola di sfogo, ma su quello che possono essere poi i fenomeni atmosferici di vera piena, e quindi che magari c'è una concomitanza tra le abbondanti precipitazioni, lo scioglimento degli invasi e le piene poi delle falde acquifere. Non so, sto parlando ad esempio del comparto termale. Io sono consigliere a Montegrotto e di fatto uno dei nostri quartieri ha avuto molti danni dall'ultima alluvione. Appunto abbiamo anche i rappresentanti degli alluvionati di Battaglia Terme. Certo, il problema quindi non si esaurisce nella provincia del Padovano, deve essere di fatto portata una regia molto più ampia che comprenda come tavolo tutti i comuni del comprensorio e del bacino termale, e che questi comuni trovino in un qualche modo la loro sinergia, perché di fatto le opere possono anche essere improntate singolarmente nel comune, ma di fatto sono veramente dei palliativi che possono salvare se no una o due quartieri, ma nell'ottica deve essere complessiva. Nell'ottica di un evento specifico nell'anno, ormai capita annualmente, una o due paesi, uno o due comuni del comprensorio vanno sott'acqua.
Certo. Donato Ignelzi, colpa degli eventi atmosferici eccezionali, colpa dell'incuria? Per partire vorrei dare una data, che è quella emersa durante una conferenza del professor Dalpaus, che è un luminare in questo campo. La data è quella del 1938, che non è solamente la data in cui i treni arrivavano in orario, è la data delle ultime, diciamo, grandi opere idrauliche che sono avvenute nel Veneto. Una è quella comunque realizzata per evitare l'alluvione comunque di Verona, e quindi questo galleria scolmatore che devia l'acqua dell'Adige nel Garda, e questa è una grande opera. La seconda opera è stata diciamo sempre ultimata comunque in quegli anni, quella dell'allargamento del canale scaricatore a Padova. È stato allargato di 2/3. Quindi Padova, che è una città d'acque che comunque si fonda su un delicato equilibrio tra il fiume Bacchiglione e il fiume Brenta, diciamo dipende anche da delle opere idrauliche che vengono fatte a monte. Quindi diciamo il maggior criticità, l'ultima alluvione era stata data dal fiume Bacchiglione, il fiume Bacchiglione che chiaramente si ingrossava ad arrivare a Padova. Una delle opere che deve essere messa in atto è quindi quella di un bacino di laminazione. Però voglio dire un'altra cosa: se ci sono queste emergenze, la domanda che si fa: perché, come sta facendo l'amministrazione a Padova, Ivo Rossi, Zanonato, ulteriormente allargare e far costruire, diciamo, nuovi metri cubi, soprattutto in un'area che è sotto, diciamo, il livello, come quella della zona Parco Iris Forcellini, che ha un delicato equilibrio idraulico? Noi come Padova Sociale ci opponiamo a questa nuova costruzione. Questa nuova cementificazione. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, qualche minuto, ritorniamo qua a Gioventù Politica.